Non so quale sia la lista dei top 10, do per scontato che i 7 assessori regionali della Lega siano tutti dentro, sono i più profondi conoscitori della macchina regionale di cui dispone la Lega oggi, quindi questi 7 sono sicuramente dentro, voglio pensare che siano sicuramente dentro. Un pronostico, una provocazione, una speranza. Di certo Giampaolo Bottaccin, assessore e mister preferenza, entra a gamba tesa nel dibattito seguito alle parole del segretario Salvini che a Vicenza per l'adunata ha archiviato la pratica del terzo mandato, quindi la stagione di Zaia, annunciando una rosa di 10 papabili già pronti a succedergli nel 2025. Bottaccin passa ai raggi X le dichiarazioni del leader e non concede sconti. E parto dal ragionamento che ha fatto il segretario Salvini. Lui ha detto: ci abbiamo provato diverse volte, siamo gli unici che crediamo in questo e quindi ci arrendiamo. Questo mi preoccupa perché anche sull'autonomia siamo gli unici che ci crediamo e io mi auguro che non sia nelle prospettive quello di arrenderci, perché il partito a cui appartengo ha come core business centrale, direi quasi unico, l'autonomia, e quindi se vale il ragionamento per l'autonomia deve valere anche per il terzo mandato. Insomma, i pezzi grossi della Lega in Veneto non rinunceranno tanto facilmente a Zaia, messaggio che Bottaccin rivolge anche agli alleati meloniani che fremono. Il Veneto spetta a Fratelli d'Italia, parlano i numeri, il senso di un'intervista rilasciata alle agenzie dal veneziano Raffaele Speranzon. Già i numeri, apriti cielo. Proprio il giorno in cui Zaia si conferma il presidente di regione più amato d'Italia, in base ai sondaggi, quindi a quello che pensa la gente e quindi in base ai numeri, sarebbe interessante fare un confronto fra il presidente Zaia e magari qualche altro nome che dice di volersi candidare con Fratelli d'Italia alla presidenza della regione. Sarebbe interessante un sondaggio fra Luca De Carlo e il gradimento di Luca De Carlo e il gradimento di Luca Zaia, e poi se ha ragione Speranzon confrontiamo i numeri.